Siamo qui a Castelnuovo Monti al termine della finale della Castelnuovo nel Monti Cup con l'MVP della finale Viganò. Michele, che esperienza è stata questa e qual è la soddisfazione di essere il miglior giocatore di questa finale, comunque molto combattuta contro Castellana? Sì. No, allora, sicuramente la soddisfazione è tanta perché il lavoro che è stato svolto in palestra durante questi mesi, da settembre, sicuramente si vede in queste situazioni dove bisogna tirare fuori il carattere e giocare come si è imparato a fare durante questi mesi. Questo torneo ci ha dato sicuramente della convinzione che questa squadra qui è molto preparata e sa affrontare anche delle situazioni dove si va sotto pressione molto, come il secondo set, ma poi siamo riusciti a ribaltare la situazione al terzo, appunto, vincendo. Siamo qui con l'allenatore della formazione vincente del torneo della Castelnuovo nei Monti Volley Cup, Gianluca Marchini. Gianluca, qual è il segreto che ha portato questa squadra alla vittoria? Sicuramente tanta tecnica e tanta voglia di far bene, ma che cos'è che ha portato i tuoi ragazzi alla fine ad alzare la coppa? Allora, se trascuriamo tutto quello che ci ha portato qui, insomma le capacità tecniche, tutto il lavoro che hanno fatto per arrivare qui, sicuramente è una coesione che abbiamo trovato. Questo era un gruppo, un'unione di due squadre, in realtà in questo torneo sono riusciti a fare subito un gruppo unico e sono stati bravi, fiducia in loro stessi, avevamo un canovaccio tattico da seguire durante la partita e l'abbiamo seguito, e questo poi alla lunga paga. Quando abbiamo ragazzi così che in campo danno tutto, effettivamente poi si può anche lavorare sulla finezza, quindi la tecnica.